Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. A 5 giorni dall'incendio all'aeroporto di Catania sono enormi i danni che si stanno registrando dal punto di vista economico e turistico. A lanciare l'allarme le associazioni ADOC e Fiavet. Matteo Messina Denaro è stato ricoverato per qualche ora a causa di problemi legati a effetti collaterali che si sarebbero manifestati dopo la chemioterapia. Dopo gli accertamenti il boss è stato riportato in cella. Un giovane catanese di 24 anni è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga. Un cortocircuito ha provocato un incendio nella sua abitazione, al cui interno è stata trovata una serra dove coltivava marijuana. Presentato quest'oggi il nuovo allenatore del Catania, Luca Tabbiani, alla conferenza stampa anche il presidente Ross Pelligra, il vice Vincenzo Grella e il DS Laneri. Chiudiamo con il meteo, il caldo non molla la presa in Sicilia anche nella giornata di domani, clima bollente su tutte le province, a Siracusa il termometro toccherà addirittura quota 46 gradi. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.